A Vicenza va di scena il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Lo presiede per l'ultima volta Pietro Signoriello, prefetto che si prepara ad andare a Trieste. Ma non subito. Fino ai primi di gennaio sarà lui il rappresentante del governo nella città del Palladio e l'organizzazione della macchina della sicurezza per la fine dell'anno lo riguarda direttamente. Abbiamo fatto questo comitato ordine e sicurezza pubblica perché insomma comunque sarò ancora il prefetto di Vicenza fino all'8 gennaio, quindi è bene che ci curiamo di tutto quello che insomma stiamo per avere e vedere insomma nelle serate della fine d'anno e insomma inizio di anno nuovo, quindi c'è tutto quello che stiamo preparando già da inizio del mese in termini di intensificazione dei controlli, in termini di vigilanza, insomma in termini di far trascorrere un periodo di festività il più possibile sicuro. Dal lunedì 9 gennaio inizierà una nuova vita da prefetto di Trieste. Finisce così un periodo, quello trascorso a Vicenza, che tra emergenza Covid, crisi energetica e guerra in Ucraina è stato sicuramente molto intenso. Sono, come dire, degli stress test che mettono in qualche modo alla prova il sistema e il sistema, insomma, mi è sembrato che in qualche modo abbia dimostrato di tenere. E per quello che riguarda me, che cosa mi resta? Mi resta la meraviglia di una provincia splendida. Io l'ho detto più di una volta, mi considero assolutamente arricchito, formato, cresciuto, insomma, in questi praticamente 4 anni.